Beh, intanto devo ringraziare i collaboratori che sono riusciti a portare qua questa sera una campionessa, la Mara, olimpionica e campionessa mondiale di fioretto. È importante sono importanti queste figure a livello mondiale, non tanto per noi, ma soprattutto per i giovani, per i ragazzi, per imparare. Tanto è vero che le domande che le hanno fatto a questa, si dice come sei partita, come hai fatto. Quindi penso che per i ragazzi sia importantissimo. Poi per la parte, secondo me, se abbiamo in mente di portare ancora altri atleti, qui dipende poi dai nostri collaboratori, dai maestri, che sono più in contatto con i vari campioni che sono in giro per l'Italia, questo si farà. Ma l'importante è quello che è per noi come siamo nati per fare intanto un servizio sociale, fare sport per tutti. E poi non dimentichiamo che abbiamo bisogno, per dare poi stimolo, per creare qualche piccolo campione. C'è un augurio che lei da presidente si sente di fare a questi giovani atleti in vista anche di prossimi appuntamenti sportivi, insomma, fissati in calendario? Se ho intenzione ma sì, io devo ringraziare, per dire la verità sono fortunato perché qui poi c'è Simone, abbiamo atleti che vanno a gareggiare a Catania piuttosto che, e adesso ne ha selezionati 2 per le gare mondiali, ne abbiamo avuti 2 che sono andati a Budapest, quindi vorrei dire che siamo più che soddisfatti di come sta andando.